possibile, e quindi una tradizione cristallizzata e ferma, oppure se siamo effettivamente un popolo ancora vitale e che questa tradizione continua a reinterpretarla. Se noi decidiamo di usare il sardo come lingua nazionale e quindi una lingua che riesca ad esprimersi e poter essere utilizzata in tutti i contesti, bisogna necessariamente arricchirla, e così penso che sia anche per la tradizione. O decidiamo di musealizzare tutto, oppure la usiamo, ma usarla significa innovare. Si parte sempre da un percorso da suonatore, come dici, quindi suonatore che con le sue peculiarità, che erano le dita, la tecnica, l'orecchio, doveva ascoltare, ripetere, ricordare nel tempo, non c'era una musica scritta. E io dico sempre, su suonatori suonava ciò che sapeva. Il musicista, al contrario, sa ciò che suona, nel senso che oggigiorno il musicista può trascrivere, può ricercare, può innovare, sempre rispettando però il contesto tra sacro e il profano, cioè sarebbe opportuno mettere l'etichetta al punto giusto. Tu hai dovuto coniugare anche la tua generazione con quella di tuo figlio, non so se è stato semplice. Esatto, mi sono avvicinato io alla sua musica, sai che i chitarristi sono tutti rockettari e quindi mi sono avvicinato alla sua musica per invitarlo poi a un percorso, a un ritmo, giocheremo sui 6 ottavi, un ritmo tradizionale. Chissà cosa racconterebbe il Bresciani se osservasse. Cosa scriverebbe secondo te, Mauro? Dai, tu che sei un poeta, cosa scriverebbe? Guarda, è difficile immaginare cosa scriverebbe il Bresciani di fronte a una simile esecuzione. Certamente vi vedrebbe, che ne so io, un coro di baccanti, un qualche cosa del genere, un'esaltazione della forza vitale.